Presentato ufficialmente in Sala degli Stemmi il calendario di iniziative Natale è, con eventi e attrazioni che porteranno il Natale nella città del Carroccio. Si partirà domenica 1 dicembre con l'inaugurazione dell'ormai tradizionale pista di pattinaggio, prevista per le ore 15. La pista resterà in città fino alla fine di gennaio e consentirà anche alle scuole del territorio di poter fare attività educativa. Passiamo alla magia di Piazza San Magno con la giostra per i bambini che porta poesia e magia anche nel centro della città. Ad arricchire l'atmosfera saranno anche le luminarie. Il tema scelto per quest'anno sono le sfere. E poi ancora tanta arte e tanti panettoni con l'iniziativa al Palazzo Leone da Perego prevista per il weekend di Sant'Ambrogio per il 7 e l'8 dicembre. E poi ancora gli alberi, non solo l'albero centrale nella piazza della città, ma anche 4 alberi diffusi. Nel quartiere Mazzafame sarà l'albero a opera dei volontari ad essere installato, mentre gli altri alberi verranno installati in Canazza, nei Frati e nel quartiere dell'Oltrestazione. E poi la grande novità di quest'anno, la ruota panoramica installata nel parco Falcone Borsellino, un'area strategica perché sicuramente rappresenta un punto di presidio di cittadinanza attiva e porterà la magia del Natale sì nel centro ma anche come porta d'ingresso al quartiere di Legnarello.